Ciao a tutti, buongiorno. Sto preparando per la sago koi de Grocoriga, la cocoi di zucca. In pratica sono stessi ingredienti, tranne che la zucca di quella che avevo preparato in precedenza con le zucchine. Ecco, io ho già preparato tutto, ora vi elenco gli ingredienti e sono vi do le dosi. 450 grammi di zucca tagliata a dadini piccolissimi, poi i 400 grammi di pomodori tagliati a pezzetti, privati dai semi e lasciati scolare bene dall'acqua di vegetazione. Poi ho qui 250 grammi di farina 00. Userò un pizzico di sale in quanto utilizzerò appunto 150 grammi di formaggio pecorino salato, una cipolla media circa 150 grammi, sempre tagliata a dadini, uno spicchietto d'aglio tritato e 125 ml di olio. Ecco, questi ingredienti sono le dosi per una teglia. Poi vi darò la misura anche della teglia e andiamo così a procedere. Nella ciotola verso la zucca e tutti gli altri ingredienti. I pomodori e proseguo con gli altri ingredienti. Ecco qua, versato tutti gli ingredienti, vado a mischiare il tutto e ci aggiungo appunto un pizzico di sale in quanto il formaggio è salato e bello saporito ed è più che sufficiente un solo pizzico. Ecco, vedete, questo è il formaggio a fette che prendiamo al caseificio. Ecco, aggiungo l'olio e la farina. Poi tutti gli ingredienti e le dosi ve lo scriverò, potete vederlo pubblicato unitamente al video. Lo trovate sopra lo stesso video. Ecco, e ora vado a mischiare il tutto bene. Il preparato è pronto. Ecco, dopo avermi lavato le mani l'ho impastata con la mano, ecco, fino a che ho avuto questo composto bello cremoso. Ora vado a sistemarlo in teglia. Questa è la dose per una teglia. Ora vado a livellarla. Ecco qua, sistemata in teglia. Vi do la misura della teglia. Sono 44 di lunghezza e di larghezza sono 28. Ecco, c'è stata a pennello e ora vado a infornarla a 200 grammi, poi forno preriscaldato, poi il tempo della cottura ve lo dirò alla fine, a cottura ultimata. Ci vediamo dopo. La cocoi è bella pronta. Ha un profumo meraviglioso, è spettacolare, è tutta da mangiare, è tutta da gustare. Io vi saluto con un bacio e un abbraccio a tutti, un caro saluto e una buona giornata. Ciao, al prossimo video.
Ora la lascio raffreddare, è troppo calda. Ciao a tutti!